Ciao ciao ed eccoci qui per un vlog. Questo qui sicuramente andrà in pubblico venerdì. Allora, come novità, ieri sera sono riuscita ad andarmi a fare il controllo per la patente, tutto a posto, rinnovata, per cui la patente è fatta. Adesso non ho qui per mostrare, ve le mostro dopo le foto che mi ha fatto la fotografa. Volevo farvi vedere le fototessera, per cui ve le faccio vedere dopo perché adesso non ce le ho qui in macchina. E comunque la patente è a posto e quello fatto. Poi questa mattina adesso però c'ho il sole che mi batte, non so come girarmi, non so la videocamera cosa riesca a riprendere. Ho provato per la prima volta la palette di Jeffree Star che vi avevo fatto vedere che l'avevo presa, e vi devo dire che come ombretti non sono niente male. Per me è la prima volta che acquisto prodotti di questo marchio, e come ombretti, come di questa palette, perché non conosco le altre, e come primo trucco, come prime impressioni, vi devo dire che non è niente male. A me sta veramente piacendo come ora quello che sono riuscita a realizzare questa mattina. Qui sulle labbra ho messo Payday, i rossetti di Huda Beauty e Quilling Stick. Adesso sto andando al mercato agricolo perché devo prendere un po' di verdurina. Poi pensavo di passare dal pesce, che di solito al giovedì prendo qualcosa di pesce. A proposito del pacco dell'Occitane, ieri avevo la consegna, seguendo il tracking del pacco mi indicano consegna non effettuata perché il destinatario non era a casa. Io c'ero, campanello non ha suonato. Guardare sulla cassetta della posta che c'è il biglietto sul come comportarsi, dov'è il pacco, dove ritirarlo. Non c'è nessun biglietto sulla cassetta della posta. Io ieri pomeriggio, quando ho visto questo discorso, ho provato a telefonare alla SDA di Spresiano, che sono loro che in teoria dovrebbero avere il pacco. Non mi risponde nessuno. Ci riprovo dopo, più tardi, perché aprono l'ufficio alle 8:30. Ci riprovo. Non so se perché andare in questo SDA a caso, perché da qui andare a questo centro SDA mi vogliono 41 minuti, mi segna il navigatore, perché ho già guardato l'indirizzo. Ma poi rispondermi per telefono e dirmi sì, il pacco è qui, no, non è qui, almeno per dire se parto so che arrivo lì e trovo il pacco. Questo, adesso vediamo se questa mattina mi rispondono. Comunque vi dico chiaro e tondo, come è successo con la Kiehl's, che anche loro spediscono il pacco con l'SDA, anche nell'Occitane io non prendo più niente dal sito ufficiale. Questa mattina ho dato un'occhiata al sito Pinalli. Mi sono accorta che Pinalli, oltre ad avere la Kiehl's, che è dove gli ultimi acquisti li ho fatti da Pinalli con il marchio Kiehl's, perché il sito ufficiale mi ha proprio stufato. Adesso con l'Occitane ho dato un'occhiata e mi sono accorta che anche con l'Occitane hanno una bel range di prodotti, per cui se dovessi riprendere prodotti dell'Occitane faccio come ho fatto con la Kiehl's, li prendo da Pinalli, sono più seri nelle consegne. Se c'è qualche disguido con il pacco mi accorgo che ho modo di parlare con qualcuno che mi dicono come comportarmi, dove è il pacco, cosa fare, cosa non fare, per cui veramente basta con i siti ufficiali sia dell'Occitane che della Kiehl's, perché oltre ad essere lunghi nelle consegne, nell'espedire il pacco, nelle consegne, fanno anche il disguido di dire che tu non ci sei se io c'ero, e per giunta nella cassetta della posta c'è il biglietto di come comportarsi, di dove è il pacco, gli orari di ritiro. Io ho guardato nella cassetta della posta, non c'è assolutamente niente, per cui è veramente assurdo come si stanno comportando. Per cui poi vediamo durante la giornata cosa succede, se mi rispondono oppure no di questo pacco. Ok, io adesso vado a fare la mini spesa della verdurina. Mi sono già messo il berrettino per scendere perché adesso il mercato agricolo ho fatto. Adesso devo andare dal pesce, però volevo farvi vedere sotto questa luce, che vi dico che le clip di prima che ho tentato di farvi vedere il trucco, non so cosa che si vede perché avevo anch'io riflesso sulla videocamera.
Comunque vi faccio vedere anche da qui, che qui capisco che l'immagine si vede. Questo è il make up che ho realizzato con la palette nuova di Blonde Lust, dovrebbe chiamarsi, di Jeffree Star. Vi devo dire, anche come sfumabilità di prodotto mi è piaciuto come sono riuscita a farmi questo trucco. Ok, era giusto, ho acceso giusto la telecamera per farvelo vedere da qui com'era il trucco. Ok, vado dal pesce. Vi faccio vedere la spesa di questa mattina. Allora, al mercato agricolo ho preso questi due prodotti che sono di carne di coniglio. Uno è scritto che sono bocconcini e gli altri c'è scritto peperoni ripieni. Due pezzi di formaggio che sono tipo, uno è latteria, uno è cacciotta, ma mettete che la cacciotta è cacciotta e la latteria è tipo cacciotta leggermente più stagionata. Il radicchio tardivo, e qui dentro ho preso un cavolfiore e due cipolle rosse. Dal pescivendolo ho preso per questa sera o per questa sera o per domani sera, perché vi dico che ieri sera dopo aver fatto il controllo per la patente sono andata a prendere la pizza, per cui ne sono avanzati 2 fette, per cui non so se questa sera venga mangiata la pizza oppure fare la pizza come stuzzichino e poi fare la pasta con il tonno. Comunque o stasera o domani questo sugo al tonno va utilizzato. Questi sono gamberetti in saor che non hanno problemi, durano tranquillamente. Lì ho preso giuste 3 sardine sotto sale, cioè non so se siano buone o cosa, io non le ho veramente mai assaggiate e ho paura che ci siano troppi anche gli spini, perché a me non piace molto il pesce con i spini, per cui devo un attimo valutare come sono. E per finire sono passata anche in pasticceria. Questi sono prodotti presi nella pasticceria in cui avevo preso le frittelle, quelle con la crema al pistacchio e al tiramisù. Adesso le frittelle non ci sono più, però c'hanno altri prodotti. Allora ho preso 2 confezioni di macaron misti, una confezione di sfogliatine e un misto di 6 pastine. Ed eccole qui, queste sono le foto che ieri mattina il fotografo mi ha fatto, è una fotografa, una donna, mi ha fatto per la patente. Sono venute fuori anche carine, i capelli che stavano ancora a posto. Questa mattina sono un po' più spaventati i capelli, comunque ieri avevano ancora l'effetto della messa in piega della parrucchiera, per cui ancora stavano, e queste sono le foto. Dopo, ieri mattina, oltre ad essermi andata a fare le foto per la patente, sono anche passata da Acqua e Sapone, prima di tutto per la curiosità di vedere se anche Acqua e Sapone teneva il marchio Now Bay, e lo tengono, per cui ho ripreso un'altra confezione di acqua micellare e ho preso anche questo scrub esfoliante. Questo non l'ho mai provato e spero che sia buono. In riferimento all'acqua micellare che mi è piaciuta, provo ad utilizzare anche questo scrub viso. Questa qui è una tazza che mi hanno regalato e mi ha detto che è fatta di bambù. Poi non lo so, devo ancora aprirla, devo ancora capirmi se ci posso buttare prodotti caldi o se lo devo solo utilizzare con prodotti freddi. Ma poi altri prodotti nuovi che ho preso da Acqua e Sapone è questo bagno doccia detergente di questo marchio dell'Idea Bio. E allora ho preso questo qui che è alla profumazione, la sto cercando, albicocca e mango. Della stessa linea, del stesso marchio, ho preso anche lo scrub corpo. Non hanno un prezzo eccessivo, per cui ho deciso di prenderlo e proverò anche questo marchio di scrub e di detergente. Per finire, è da un pezzo, cioè questi profumatori così in diffusore li avevo già provati anni fa, poi mi stancano le profumazioni, ho iniziato ad utilizzare le candele.
Visto che adesso hanno creato queste nuove profumazioni, ho deciso di riprenderne uno. Praticamente questo qui va a batteria, c'è scritto, non so neanche se le batterie siano comprese oppure no, boh. Comunque c'è il diffusore e poi c'è l'ampolla di profumo. E ci sono 3 profumazioni di queste qui, uno all'arancia, uno a vaniglia come base profumazione, mentre quello che ho preso io è peonia e gelsomino. Poi avanti sera cercherò di aprirlo e vediamo di metterlo in funzione, anche perché ha un timer, cioè almeno da quello che ho letto funziona per 8 ore e poi si spegne da solo, ma non so se in queste 8 ore faccia profumo in continuo oppure sia di quelli che passandoci vicino fanno il profumo. Ci devo ancora capire come funziona. Tornando al pacco dell'Occitane, io ho già provato a telefonare, non mi risponde nessuno come ieri sera. E a me scoccia sinceramente andare, farmi 41 minuti, poi per me che vado piano probabilmente diventano 45 minuti d'auto, per qualcosa che non ho la certezza di trovare in quel posto, perché a me se rispondessero al telefono mi recupero questo pacco e mai più acquisto dal sito dell'Occitane. Però no, perché sinceramente lo so che per molti di voi forse diranno ma è uno spreco, però ieri sera parlandoci anche con Davide, perché è successo questo patatrack che nel frattempo che Davide andava avanti e indietro e ha capito cosa era successo e mi ha detto senti se lo recuperi bene altrimenti non prendere più niente dal sito ufficiale di L'Occitane perché non ci si comporta così. Perché oltre ad avermi rifatto il pacco, rifatto l'ordine perché c'erano stati degli disguidi, adesso i disguidi continuano e veramente mi sono stancata dei pacchi spediti con posti italiani. E comunque, cosa volevo dirvi? Che adesso ho perso il filo del discorso. Adesso non mi ricordo più, beh comunque oggi ho anche un altro pacco in arrivo, questo arriva da Bartolini e di solito Bartolini non fa casini così, anche perché mi stavo dicendo che sia Bartolini che la GSL, se ho problemi telefono e mi risponde qualcuno, qui continuano a non rispondermi nessuno, per cui non mi piace questa faccenda di questo tipo di trasporto. Ah, ecco cosa volevo dirvi, perché pensandoci mi sono ricordata che nei video nelle persone che seguo, nei video che guardo, a tempo addietro ci sono state delle altre ragazze che si sono lamentate dell'Occitane come pacchi che arrivano anche per collaborazioni, per cui sinceramente a me dispiace un po' perché visto che mi piacciono i prodotti sia dell'Occitane che della Kills, andare sul loro sito e provare a chiedere un'eventuale collaborazione di qualche prodotto non mi dispiacerebbe visto che li uso i prodotti. Però se fanno così poi se il prodotto mi arriva, non mi arriva, se tra virgolette fosse una vera e propria collaborazione, se il pacco non arriva, la ditta può dirti ma non mi fai il video perché non vuoi più fare, cioè ci sono troppi problemi al dietro che rischio di avere un non comportamento giusto io per qualcosa che non dipende neanche da me. Per cui mi dispiace non poter chiedere una collaborazione a queste aziende, se dopo eventualmente accettano o non accettano, questo è un altro discorso, però per chiedere non costa niente. Però ritiro la mia richiesta perché non hanno un servizio spedizioni fatto bene. E un'altra cosa dell'Occitane. Io l'anno scorso, se volevo, potevo farmi arrivare il pacco in negozio, cioè, ci sono rivenditori qui nella mia zona, anche a Castelfranco c'è un rivenditore che vende qualche prodotto e poi altri marchi, ma proprio la boutique dell'Occitane c'è a Treviso. Io ho guardato nel loro sito e ho provato anche a fare un ordine per vedere se era vero che l'avevano tolto e infatti l'hanno tolto perché rispetto all'anno scorso che potevo farmi arrivare il pacco in negozio a Treviso come boutique di L'Occitane vera e propria,
Quest'anno non me la fanno più fare, mi rispondono che come boutique più vicina vada a Venezia, alla stazione centrale di Venezia, cioè, ma sono impazziti. Io alla stazione centrale di Venezia, se dovessi andarci in auto, mi ci vogliono 1 ora e 10 più o meno, in treno mi ci vogliono 40 minuti, per cui secondo loro io dovrei prendere il treno o farmi 1 ora e un quarto di strada per andare a ritirare un pacco in negozio, quando che passando adesso non lo so, io vi parlo di 2 o 3 mesi fa, ma passando in centro Treviso, perché a Treviso non ci vado sempre e spesso, io mi ricordo che l'ultima volta che sono passata in centro Treviso ho proprio guardato e il negozio L'Occitane c'era, per cui non capisco per questo loro decidere di fare arrivare nelle boutique ma non in tutte. Anche questa la trovo una cosa sbagliata. Comunque vi ho detto tutte le mie lamentele, sapete che da adesso in poi se prendo l'Occitane o il Kills la prendo da Pinalli, che per il momento mi trovo bene. E ok, vado a struccarmi, mi metto la tutina, metto via la spesa e lavoro un po' al computer nel frattempo che aspetto il pacco. Poi più o meno di solito arrivano verso mezzogiorno, per cui starò anche preparando il pranzo, che devo ancora decidere cosa fare, se fare la verdurina fresca o se fare un piatto più sul caldo, perché oggi non sono non è una temperatura molto bassa oggi, perché sono neanche le 10, sono già 10 gradi, per cui a mezzogiorno sicuramente la temperatura in teoria dovrebbe alzarsi, ma vediamo cosa succede. Ok, vado a struccarmi. Vi faccio vedere il tracking del pacco dell'Occitane. Mi hanno riscritto, al telefono non risponde nessuno, mi hanno riscritto in consegna per oggi. Vediamo cosa succede avanti sera. Un pacco arrivato, questo qui è quello di Sephora ed è arrivato, per cui oggi pomeriggio se arriva quello dell'Occitane non possono dirmi niente, sperando che vada tutto bene, perché non possono dirmi che il campanello non funziona, perché ha funzionato. Infatti questo pacco sono riuscita a far entrare il corriere a posto. Per me viene il dubbio che quelli di ieri non siano neanche passati. Comunque vediamo oggi pomeriggio perché di solito l'SDA passano il pomeriggio, per cui vediamo se oggi pomeriggio va a buon fine anche l'altro pacco. Per quanto riguarda il pranzo di mezzogiorno ho deciso di scaldare i 2 tranci di pizza avanzati ieri sera e di aggiungerci, se si ha ancora fame, questi qui sono i gamberetti in saor. Miracolo, è arrivato il pacco dell'Occitane. Per fortuna adesso tiro fuori un attimo le cose e vi faccio un attimo vedere cosa ho preso, giusto un'occhiatina, tanto poi li rivedete nei video acquisti. Eccolo qui quello che ho preso: 2 doccia, il gommage corpo, 3 maschere depurative e queste 2 creme mani mi sono state omaggiate perché questo è il stesso ordine che vi avevo detto su altri vlog, adesso non mi ricordo più quale, che l'ordine mi era stato annullato e rifatto dall'Occitane perché avevano fatto confusione loro, per cui questo è uno di qua. Ciao, mi vedete? Non vi avevo fatto vedere da Sephora cosa avevo preso. Ho preso la Too Faced Natural Nude Born This Way Palette. Lo so, sono i soliti colori nude, però questo mi hanno ispirato all'acquisto, perché una palette così completa e nude ma allo stesso tempo diversa, perché ci sono questi shimmer che danno luce al tutto, mi ha ispirato a prenderla. Poi di qua ho preso anche il che era del marchio Kerastase, uno shampoo rinforzante per i capelli, per cui questo lo devo veramente provare e naturalmente provandolo, quando registrerò il video acquisti, vi dirò cosa ne penso. Sono riuscita a mettere in funzione il profumo, questo qui dell'Airwick. Qui ci sono tutte le istruzioni, ho trovato anche le batterie. Comunque per accenderlo basta seguire le istruzioni. Io ieri sera l'ho messo andare al minimo, non ho sentito quella grande profumazione, però per il momento lo sto provando e non mi dispiace di averlo preso.
Come pranzo mi è venuto da fare questo piattino. Questo è un cavolfiore sbollentato, l'ho fatto a pezzettini. Ci ho aggiunto della pancetta affumicata rosolata e sopra ci ho messo del grana. Adesso lo condisco con sale, olio e pepe. Questo è il mio pranzo di oggi. Siamo a venerdì pomeriggio e sono uscita perché non mi andava l'internet e volevo caricare un video che con i video, quelli recensioni, sono un po' avvantaggiata, diciamo, di 15 giorni più o meno, però volevo caricarlo lo stesso per essere sicura che qua è caricato, non ho pericolo di cancellare qualcosa che non devo cancellare. E però non mi andava internet, per cui mi sono spostata nel solito parcheggio dove carico i video, però anche lì è stata dura caricarlo, è stato più lungo rispetto a 15 giorni fa, diciamo, perché io non ve lo dico, però 5 giorni, 4-5 giorni l'internet mi va, poi si blocca 2-3 giorni che faccio fatica a fare tutto, cioè è così nella mia zona. Comunque ce l'ho fatta caricare il video. Adesso sono qui a Montebelluna perché volevo andare a prendere il pane, quello cotto a legna, però perché ci sono passata per arrivare qui a questo parcheggio, ma ho visto con la coda dell'occhio che c'è fuori un biglietto che di solito non c'era, per cui ho paura che oggi sia chiuso. Si sta spegnendo la videocamera, le solite. Eccomi tornata, è tornato tutto il normale, qui ci vuole un attimino che si riprenda, quando decide di spegnersi da sola ci vogliono quei 5-6 secondi, anche 10, che faccia i suoi affari, poi si mette a posto. E comunque adesso sono qui, mi sono fermata qui in questo parcheggio, comunque sono 15 gradi e anche una bella giornata di sole, perché io sono qui con la sciarpa, ma vedo gente girare con la felpa, per cui diciamo che è anche una bella giornata di sole. Per cui adesso proverò a ripassare lì dal pane, vediamo se è aperto, se questo biglietto significa che è proprio chiuso, così so che non devo aspettare che apra. E a proposito, sugli occhi sto continuando ad utilizzare la palette di Jeffree Star, la Blonde Last, qualcosa del genere, e vi devo dire che continua a piacermi come texture di ombretti. Come avevo intuito, il pane è chiuso, c'è fuori scritto un biglietto questa settimana chiuso. Chiuso questa settimana, me l'ho detto al contrario. Ok, adesso mi strucco, che sono le 5, metto la tutina che sto più comoda e mi metto a pensare alla cena cosa fare. Perché devo ancora decidere, cioè nel senso che avrei una cosa da finire, perché potrei finire quella cosa che ho in mente. Praticamente c'è un pezzo così di salame non molto stagionato e ho imparato a fare delle fettine più o meno di mezzo centimetro e passarle in padella che si rosoli un po' il tutto e mangiarlo così, che viene chiamato salame cotto. E come verdura aggiungerci il radicchio, visto che ne ho sia di vecchio che di nuovo, per cui adesso perché quello vecchio sicuramente lo giro in padella, quello nuovo invece lo mangio come verdura normale. Adesso devo un attimo decidere praticamente l'idea principale è di finire queste cose, poi se c'è ancora fame fare dell'altro. E comunque ho anche in frigo i cavolfiori che vi ho fatto vedere nella clip precedente che ho fatto a mezzogiorno, quel piatto di cavolfiori. Ne ho lasciati qualcuno intero per farli impanati, però sinceramente non ho molta voglia di impanarli e devo un attimo rilassarmi, capirmi un attimo, di concentrarmi sul discorso di impanare questi cavolfiori. Adesso sono struccata. Comunque volevo dirvi una cosa degli ombretti di Jeffree Star. Ieri, nella clip precedente che vi avevo fatto vedere un altro make up con questa palette, avevo messo forse qui dai lati un po' meno di primer e leggermente mi si è macchiata la palpebra. Oggi ho abbondato con il primer occhi e non ho avuto nessun problema, per cui secondo me non sono ombretti da utilizzare senza un primer in ogni caso, perché se non avete il problema della durata, che non vi interessa
utilizzare il primer rischiate di avere il problema che vi macchi la palpebra, mentre mettendo qualcosa che protegga la pelle dall'ombretto siete sicure che non vi dà questo tipo di problema. Ho provato anche lo shampoo ieri sera, quello nuovo che non mi ricordo più il nome, mi sto spostando a vedere se riesco che Stasel, ma insomma quello che vi avevo fatto vedere, che avevo preso insieme alla palette di Too Faced da Sephora. Avevo preso anche uno shampoo, ieri sera l'ho utilizzato per la prima volta e vi devo dire che come primo lavaggio non ho nessuna nota negativa da dire. Vediamo nei lavaggi successivi cosa succede. Qui sto cucinando il cavolfiore, questo è quello impallato, lo metto lì perché si cucini nell'olio e qui lo metto quando è cotto. Qui ci aggiungo del sale e del pepe e a posto così. Mentre di qua ho preparato il salame tagliato a fettine spesse, lo metto in padella giusto che faccia un po' di crosticina e a posto. Adesso mi metto a pulire il pavimento qui della lavanderia. Sentite anche che sta andando la lavatrice, sta facendo il suo lavoro. Per lavare i pavimenti ho utilizzato questo Ajax al profumo di mughetto. Vi devo dire che adesso qui dentro c'è un leggero profumo di mughetto che non è niente male. Adesso tiro fuori il tiramisù dal congelatore, che sarebbe questo qui.
perché non so se ve l'ho detto, però oggi sarebbe sabato mattina. Allora ho deciso per questa sera di mangiare questo tiramisù. Adesso, prima che si sciolga, apro la confezione, perché non dovrebbe essere troppo appiccicato qui sotto. Apro la confezione, lo metto direttamente su un piatto e lo rimetto in frigo, così per questa sera è pronto da essere mangiato. Poi per oggi, avanti, diciamo che avanti mezzogiorno, mezzogiorno non so se fare un po' di verdurina, però per questa sera una delle due versioni della carne di coniglio che avevo preso al mercato agricolo. Eccolo qui il tiramisù. Ho fatto un po' fatica a toglierlo da qui, però oggi sono riuscita. Adesso lo rimetto in frigo, visto che è mattina e non volevo mangiarlo a mezzogiorno. Lo rimetto in frigo così si scioglie lentamente ed è pronto per questa sera. Ho deciso cosa fare oggi per pranzo. La carne di coniglio che vi ho fatto vedere prima la tengo per questa sera. Per oggi a mezzogiorno ho preso il radicchio, quello più vecchio, questo qui tardivo. L'ho tagliato a fettine così, ci sto facendo un risotto. Ci ho aggiunto mezzo dado della Knorr, che sono questi qui. Io per 2 persone uso sui 130 grammi di riso, non faccio porzioni super abbondanti. Comunque, volendo mangiare anche poi un po' di formaggio, un po' di verdura a parte, va più che bene questo peso, altrimenti per fare 2 porzioni adatte per piatto unico, diciamo, io almeno utilizzo 150 grammi di riso, ma con 130, come vi ho detto, mi accontento meglio. Per cui adesso sta iniziando a rosolarsi il tutto, ci aggiungo l'acqua. So che il tutto mi ci vuole più o meno una ventina di minuti perché sia cotto, perché non ho cotto a parte il radicchio, proprio perché sia il radicchio che il riso ci vogliono una ventina di minuti, per cui cuocio tutto insieme. Non mi ricordo più se vi avevo detto che ci ho messo anche una cipolla rossa e adesso in questo momento ci ho aggiunto 2 bicchieri d'acqua, che di solito con 2 bicchieri d'acqua mi porta a cottura il riso. Il risotto è quasi pronto, poi lo impiatto, ci aggiungo un po' di grana e a posto così, pronto per essere mangiato. Vi faccio passare la foto del risotto, come è riuscito mettendoci anche il grana. Comunque ci mancava un po' di sale, sinceramente. Adesso sono qui in bagnetto che volevo mettermi i 2 prodottini che ho preso dall'estetista. Uno è un fil e labbra in crema, l'altro è contro qui le rughette del contorno occhi, per cui diciamo che questa settimana, a parte i primi giorni che me ne sono ricordata di metterlo, poi con la confusione di questa settimana un po' sgarrato, e in questo momento sono qui, ho deciso oggi me lo metto. Poi è caduto per terra. Poi oggi pomeriggio non ho niente di particolare da fare perché penso di lavorare un po' al computer, e poi diciamocelo è anche sabato. Devo ancora svuotare la lavatrice, che questa mattina ho fatto andare la lavatrice e la devo ancora svuotare, per cui poi svuoto la lavatrice, lavoro un po' al computer e un attimino penso anche di riposare. Poi per la cena pensavo, di come vi avevo detto, di fare il coniglio, e avevo quasi quasi pensato di fare i bocconcini, quelli più piccoli, buttandoci, perché ho un sacchetto di funghi, misto funghi, di quelli surgelati, e pensavo di cucinare questi bocconcini di coniglio e quando sono cotti oppure di scongelarli a parte i funghi, comunque poi di fare un piatto con coniglio e funghi, in poche parole. Ok, adesso mi metto questi 2 sieri e svuoto la lavatrice. Eccomi qui, ho steso i panni, erano camicie da lavoro, un po' li ho messi qui e il resto l'ho appoggiato qui sopra. Il sottofondo, penso che si stia registrando, c'è la caldaia che sta andando, perché
appendo i capi bagnati qui, perché qui sono sicura che per questa sera più o meno sono quasi asciutti, così poi basta solo che li pieghi, perché questa è la stanza più calda, visto che c'è sia la caldaia e lì c'è anche il convertore che ogni tanto parte e butta fuori aria calda, per cui di conseguenza qui dentro si riesce ad avere una temperatura abbastanza piacevole, specialmente d'inverno. E domani sarebbe domenica, ma sinceramente non lo so se si faccia qualcosa. Primo perché per il casino che c'è non so se uscire, se non uscire o cosa. Poi non so se comunque non so, sempre per il casino che c'è, se questa manifestazione c'è, perché ho trovato che a Godega Sant'Urbana dovrebbero fare una fiera, per cui ci sono bancherelle, e ci sono andata anche gli altri anni, che gli altri anni poi mangiavamo i panini quelli da strada, diciamo. Però sinceramente quest'anno non so se ci vado, oltre che per il casino, anche per il fatto che domani il meteo mi mette pioggia, per cui mi mette pioggia sia domani sia lunedì che martedì, per cui in teoria dovrebbero essere 3 giorni di pioggia. Da una parte sarebbe anche ora, perché veramente da un pezzo che non sento piovere tranquillamente una giornata. Adesso se ne presentano 3, vediamo se piovono tutte e 3 le giornate. Comunque per il discorso di domani vediamo domani mattina, ma ora come ora già il preannuncio è quello di non fare niente, e vediamo domani. Questo è quello che sto per preparare per cena. Il coniglio, ho cucinato entrambe le confezioni. Questi sono i bocconcini a cui ci ho aggiunto dei funghi. Questo è il peperone ripieno con macinato di coniglio, e di qua ho fatto un po' di polentina taragna, quella istantanea cotta in 5 minuti. Ci ho messo acqua, sale, farina, e ci ho aggiunto anche, che adesso si è sciolto, dei bocconcini di formaggio. E questa sarà la mia cena di questa sera. Siamo domenica mattina, io sono qui con il mio spavento. Da una parte sono contenta di averla fatta la permanente da qui, perché prima avevo questo pezzo dritto e qui erano sempre più ricci, specialmente la parte qui sotto. Almeno adesso la situazione è più regolare. Però diciamo che al mattino quando mi alzo sono un po' spaventata, però dai, rispetto a prima per il momento mi va bene anche così. Come previsto questa mattina sta piovendo, per cui non credo di uscire, e cioè, di solito a quest'ora mi sto già preparando, organizzando per uscire. Questa mattina sento piovere, per cui gnai. E ok, io adesso questo vlog ho pensato di chiuderlo qui. Se eventualmente avanti sera faccio qualcosa lo registrerò per il prossimo vlog, ma non credo. Preferisco intanto chiudere qui questo. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, con questi occhietti da appena alzata dal letto io vi saluto. Ciao!